Oltre 120 fattorie in tutto il Veneto hanno preso parte alla 15ª edizione di Fattorie Didattiche Aperte, giornata promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con le organizzazioni agricole. È un progetto importante che nasce dalla volontà di far conoscere alle famiglie e quindi ai nostri cittadini e ai nostri bambini ciò che accadono all'interno delle nostre fattorie. Su oltre 200 aziende presenti, 124 hanno aperto le porte e quindi questo significa che c'è anche una sensibilità importante del territorio e che gli stessi imprenditori hanno capito quella che è la volontà della Regione di spingere in questa direzione, che è quella di puntare anche molto sull'enogastronomia di questa regione, ma per farlo bisogna puntare anche alla sicurezza alimentare e far capire come nascono i nostri prodotti. Confagricoltura Veneto ha creduto fin dall'inizio, da quando la Regione Veneto ha istituito quello che è l'albo delle fattorie didattiche, per cui circa 15 anni fa, moltissime aziende di confagricoltura hanno la fattoria didattica. È un modo per avvicinare le nuove generazioni a quello che è il mondo agricolo, ma non solo le nuove generazioni, ma anche la popolazione che vive vicino a quelle che sono le aziende. Tra le fattorie che hanno preso parte alla giornata nella provincia di Treviso, l'azienda agricola Borgolucci a Susegana ha coinvolto i tantissimi bambini presenti in una serie di laboratori per trasmettere, attraverso il gioco, i valori della cultura contadina e della conoscenza dei prodotti alimentari. Loro vedono proprio quello che potranno fare quando verranno con le loro scuole, per cui abbiamo i laboratori, uno si chiama Dalla spiga al pane, in cui viene spiegata tutta la filiera partendo dalla terra, passando per il grano, la molitura, la farina. I bambini poi impastano fisicamente la farina e producono il loro panino. Un altro laboratorio molto apprezzato da tutti è quello che noi chiamiamo l'arte del casaro. Qui abbiamo una stalla di bufale in cui quotidianamente viene prodotto il latte e vengono fatti i formaggi in caseificio e i bambini hanno la possibilità di partire vedendo appunto le bufale, il latte e poi loro stessi fare la rottura della cagliata e fare il loro piccolo delizioso, secondo loro, primo sale. Gioco e divertimento per trasformare le aziende agricole in luoghi educativi che coinvolgono non solo i più piccoli ma anche tutta la famiglia. È una cosa che tutti dovrebbero vedere, è una cosa che insegna anche la nostra cultura ai nostri figli, ai nostri bambini, insomma, ecco. È una bellissima giornata dove ho portato anche altri amici e dove possiamo trovare altri amici da conoscere. Si passa una bella giornata insieme a conoscere l'ambiente, ci si diverte molto e si conoscono tante persone con cui si condividono questi spazi e queste atmosfere.